Buongiorno a tutti. Allora, sì, io vi racconterò un po', il che cos'è il Covid dal punto di vista immunologico, che cos'è la malattia e che tipo appunto di approcci, abbiamo a disposizione per combatterlo. Cominciamo col dire che da subito, dai primi momenti, dai primi pazienti che si sono, analizzati, si è capito che questa malattia è una malattia in cui il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale. Gioca un ruolo fondamentale perché quello che sappiamo è che quando il virus entra all'interno delle nostre cellule, delle vie respiratorie per esempio, comincia a replicarsi, induce la morte di queste cellule e induce l'attivazione di una risposta immunitaria, di una risposta infiammatoria estremamente importante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo virus ha una grande capacità di relazionarsi con il nostro sistema immunitario. Il problema è che quello che accade è che lo fa in due modi molto diversi, e cioè mentre in alcuni pazienti questa attivazione del sistema immunitario porta effettivamente alla produzione di molecole protettive, dei famosi anticorpi neutralizzanti che bloccano il virus e che quindi gli impediscono di entrare nelle nostre cellule e continuare a replicarsi, così come di cellule di linfociti, che sono i globuli bianchi destinati un po' alla memoria a lungo termine all'interno del nostro corpo. Ecco che invece in altri pazienti questo non accade e il sistema immunitario viene sì attivato, ma viene attivato in una maniera deregolata, con la produzione di molecole dell'infiammazione, con la produzione delle famose citochine. Abbiamo sentito parlare già da marzo della tempesta citochinica che accompagna questo tipo di infezione e diventa quindi la risposta infiammatoria, la risposta immunitaria il problema stesso, perché sarà proprio la quantità di molecole, di cellule che vengono attivate che andranno a indurre danno nei nostri tessuti. Nei pazienti con le polmoniti quello che succede è una eccessiva risposta infiammatoria che porta a una impossibilità di effettuare gli scambi respiratori. Nel polmone dei pazienti si accumulano le cellule del sistema immunitario, si accumula il muco che viene formato, si crea un edema che impedisce lo scambio dei gas e quindi impedisce al paziente di ossigenarsi. E l'infiammazione, questa risposta deregolata, è anche la causa di tutte le altre patologie che si accompagnano nel paziente colpito da Covid-19. Perché per esempio abbiamo sentito parlare ripeto, da subito, all'inizio con stupore quasi, nonostante non ci fosse troppo da stupirsi, del fatto che in questi pazienti spesso c'è un'attivazione dell'endotelio, del rivestimento dei vasi sanguigni che porta alla formazione di trombi, di coaguli diffusi nel paziente. E questo appunto ahimè, noi patologi lo sappiamo molto bene che quando c'è una eccessiva produzione di citochine infiammatorie c'è un'azione sui vasi sanguigni che diventano attivati e diventano protrombotici, cioè favoriscono la formazione di questi trombi. L'infiammazione è quindi alla base proprio della patologia del Covid ed è quindi molto interessante da subito. Il problema è stato proprio questo, capire perché lo stesso virus, entrando attraverso le stesse vie, in persone diverse causa due risposte completamente diverse, cioè da un lato una risposta protettiva che appunto ci permette di superare molto facilmente l'infezione, perché come sappiamo una buona parte delle persone sono asintomatiche, la gran parte sono paucisintomatiche, cioè hanno sintomi compatibili con un'influenza, e poi invece c'è una piccola parte di pazienti, intorno al 6% di pazienti, che sviluppa invece dei problemi molto gravi, molto severi, perché va incontro a questa iperinfiammazione. Da cosa dipende tutto questo? Beh, chiaramente dipende dall'età. L'età è il fattore di rischio più importante in questa patologia, come si vede nei decessi. Ancora oggi l'età media dei morti per Covid è intorno a 80 anni
E il motivo per cui c'è questo forte squilibrio verso l'età avanzata ce lo siamo più o meno spiegato, e questo di nuovo dipende fortemente dal nostro sistema immunitario. Nelle persone più giovani prevale un'attivazione delle risposte protettive, cioè prevale la produzione di quegli anticorpi neutralizzanti, prevale l'attivazione di quei linfociti che ci conferiscono appunto una protezione nei confronti delle infezioni. Mentre invece col procedere degli anni, col passare degli anni, noi accumuliamo infiammazione. Il paziente anziano oggi, soprattutto se presenta delle comorbidità, è un paziente infiammato, un paziente che ha un livello di molecole infiammatorie più alto del normale e quindi parte già svantaggiato rispetto a questo tipo di malattia che causa un'attivazione importante dell'infiammazione. E infatti gli altri pazienti, a parte l'età, quali sono gli altri pazienti a rischio? Beh, per esempio un fattore di rischio importantissimo è l'obesità. E il paziente obeso è un paziente infiammato, fortemente infiammato, perché il tessuto adiposo non è semplicemente un posto dove depositiamo i grassi in eccesso, ma è un tessuto metabolicamente attivo che attiva il sistema immunitario e che causa infiammazione in questi pazienti. Il paziente diabetico è un paziente infiammato, perché la sua patologia, l'eccesso di zuccheri nel sangue, così come i problemi metabolici generali che ha, causano un aumento dell'infiammazione sistemica. Quindi davvero l'infiammazione è la chiave che spiega moltissimo della patologia del Covid. L'unica cosa che ancora non abbiamo capito chiaramente è perché c'è questa grande differenza nella mortalità tra uomini e donne. Questa è una cosa che ancora non ci spieghiamo e pensiamo che possa dipendere principalmente ancora dal sistema immunitario, ma per ragioni molto diverse. All'inizio si era pensato molto al problema ormonale, le donne hanno estrogeni che da un lato sono antinfiammatori e dall'altro potenziano le risposte immunitarie protettive, appunto. Dall'altro invece gli uomini hanno il testosterone che invece è immunosoppressivo, che spegne il sistema immunitario. Quindi questo potrebbe essere una delle spiegazioni, ma non spiega tutto. Probabilmente molto è giocato dal fatto che abbiamo una genetica diversa, avendo noi donne 2 cromosomi X e gli uomini soltanto uno, e che molti dei geni dell'immunità sono appunto presenti sul cromosoma X. Però questo è ancora un aspetto poco chiaro. Noi abbiamo attivato per esempio nel nostro laboratorio uno studio sui pazienti ricoverati a Padova e per cercare di capire da un punto di vista proprio dell'infiammazione quali sono le molecole che determinano, che identificano il paziente più grave. E abbiamo appunto, ovviamente qui non è il caso di entrarci nei dettagli, però riusciamo a identificare una serie di molecole che sono associate al paziente che è avanti con gli anni, che ha una severità della malattia importante, e vediamo appunto come queste molecole abbiano un ruolo nello spegnere proprio direttamente la risposta protettiva. Quindi chiaramente la chiave, lo sappiamo, è l'infiammazione. Per quanto riguarda invece le risposte protettive, cioè la produzione di anticorpi, che cosa abbiamo imparato in questi mesi? Abbiamo imparato che buona parte dei pazienti, anche quelli asintomatici, sviluppa anticorpi. Tuttavia, questi anticorpi, che sono neutralizzanti e che vengono prodotti a livelli diversi, vedete in questo grafico, in rosso sono i pazienti molto più gravi rispetto ai pazienti meno gravi, vedete che ne producono, già partono da livelli molto più alti, ma in entrambi i casi questi anticorpi che ci potrebbero proteggere scompaiono rapidamente. Nel giro di 3-5 mesi gli anticorpi non si trovano più a livelli importanti. In alcuni pazienti devo dirvi che scompaiono anche molto molto prima. Quindi l'immunità generata da questo virus sembra transiente, non sembra essere di lunga durata. E in effetti iniziano a essere riportati, seppur per il momento sono rari, dei casi di seconda infezione da Covid. Diciamo che
ci sono pochi casi dimostrati in cui attraverso il sequenziamento del virus si riesce a dimostrare che effettivamente è stata una seconda infezione. Però negli ospedali i pazienti che sono tornati dopo aver avuto diversi tamponi negativi, quindi dopo essere guariti nella prima infezione, ci sono. E devo dire che anche noi stiamo in questo momento scrivendo un lavoro su un paziente che è deceduto nel nostro ospedale a causa di una seconda infezione da Covid. Era guarito ad aprile e si è riammalato ed è deceduto adesso. Quindi la conclusione di tutto questo è che l'immunità non dura e che quindi, per quanto si pensa che nella maggior parte delle persone un minimo di protezione possa esserci in seguito all'attivazione, all'incontro con questo virus, tuttavia nessuno può definirsi protetto a lungo termine. Sempre sull'infiammazione agisce la terapia e infatti l'unico farmaco in questo momento che funzioni è un farmaco a base di cortisone che, come immagino sappiate, il cortisone, ci sono farmaci antinfiammatori e immunosoppressivi. Sono dei farmaci che quindi molto noti, si è visto che funzionano nei pazienti con sintomi severi, appunto, quindi in una fase avanzata della malattia, per ridurre appunto l'infiammazione. E ahimè, a parte questo, non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro perché anche il Remdesivir, che era l'antivirale, che era stato sul quale si era molto puntato, era stato anche approvato dall'EMA, dall'Agenzia Regolatoria Europea, per l'utilizzo nei pazienti europei, ma adesso siamo in attesa di una verifica di questa approvazione perché i nuovi studi dell'OMS, c'è stato questo grande studio Solidarity che è stato portato avanti in diversi paesi nel mondo, guidato dall'OMS, e questo studio ha dimostrato che non c'è un grande vantaggio, anzi non c'è un vantaggio nell'utilizzare il Remdesivir, se non altro nei pazienti in cui al momento è stato utilizzato. Potrebbe funzionare forse in una fase molto precoce, ma questo è molto difficile da gestire in questo momento perché i pazienti in fase molto precoce non sono ospedalizzati. A parte quindi questo, come dicevo c'è molto poco, si parla moltissimo della terapia con il plasma iperimmune. Che cosa consiste? È una forma di immunità passiva, di immunizzazione passiva, in cui noi prendiamo praticamente la parte liquida del sangue, cioè il plasma di una persona che è guarita da Covid. Questa persona il plasma di questa persona contiene gli anticorpi neutralizzanti e usiamo questo plasma per trasfondere delle persone o a scopo profilattico, e questo al momento non è particolarmente seguito come protocollo in Italia, ma soprattutto a scopo terapeutico. Nonostante il grande successo anche mediatico di questo approccio, al momento non possiamo dire che funzioni perché gli studi clinici controllati e randomizzati, cioè gli unici che possono veramente confrontare questo approccio con un placebo, dicono che non ci sono dei risultati significativi, quindi che il plasma non fa male ma non fa neanche bene, cioè non migliora, non accorcia il decorso in ospedale, non migliora il quadro clinico del paziente. Questo è abbastanza ovvio se ci pensiamo, perché le variabili in gioco sono così tante quando si usa una terapia di questo genere, che è veramente difficile riuscire ad avere dei significati, dei risultati statisticamente significativi. Cosa voglio dire? Voglio dire che le variabili possono essere la quantità di anticorpi presenti nel donatore, quindi nel plasma, la quantità di anticorpi presenti nel ricevente, la condizione clinica della persona che riceve, quindi è in una fase molto precoce, una fase molto tardiva, che stato di infiammazione ha, quindi davvero ci sono troppe variabili in questo momento perché possa funzionare. Quindi in questo momento gli studi clinici devono continuare, quindi è giusto continuare a donare il plasma, a raccoglierlo per fare studi clinici, però ad oggi non è una terapia che funzioni.
Per quanto riguarda invece gli anticorpi monoclonali, qui loro sono un po' l'evoluzione della terapia con il plasma, ma diventata farmaco e quindi standardizzato in termini di tipo di anticorpo e di concentrazione. In questo momento l'FDA americana ha approvato per uso di emergenza appunto l'utilizzo degli anticorpi monoclonali in pazienti che abbiano almeno 12 anni non ospedalizzati, e questo è molto interessante perché noi il plasma lo stiamo usando nei pazienti più gravi ospedalizzati, invece l'approvazione dell'FDA è per pazienti non ospedalizzati, quindi nelle fasi iniziali dell'infezione, però ad alto rischio di sviluppare Covid-19 in maniera severa. Quindi cosa vuol dire? I pazienti che hanno quelle caratteristiche per cui già sappiamo che potranno sviluppare una malattia importante, quindi le persone obese, le persone più di 65 anni, con malattie croniche e così via. E ci aspettiamo appunto di vedere se questo approccio, quindi in una fase non dico preventiva perché i pazienti sono già contagiati, però insomma di prevenzione del Covid-19, della malattia grave, se possa dare dei risultati effettivamente significativi. Il punto a cui tutti quanti abbiamo guardato dall'inizio della pandemia è ovviamente il vaccino, come sapete. Questo è il quadro di oggi, 11 dicembre, no, questo è il quadro, sì, oggi è l'11, il 12, 11, giusto? Dicembre della situazione dei vaccini e vedete che il quadro è molto buono perché abbiamo 2 vaccini approvati per uso completo, totale, 5 vaccini che sono approvati per uso di emergenza o limitato e poi invece ben 15 altri vaccini che sono già in fase 3, cioè nell'ultima fase della sperimentazione clinica. Gli approcci che sono stati utilizzati per generare i vaccini sono veramente i più diversi, tutto quello che c'era a disposizione, per cui si va dai vaccini classici attraverso l'attenuazione o l'inattivazione del virus, una strategia appunto di utilizzare il virus stesso inattivandolo o attenuandone la virulenza. Si va ai vaccini basati sulle proteine del virus, anche questi vaccini classici, quindi si prende la spike protein e si genera insieme a un adiuvante un prodotto che stimoli la risposta immunitaria. A vaccini invece un pochino più nuovi, come per esempio quelli basati su vettori virali, quindi in cui si prende un virus, generalmente un adenovirus, che è un virus che causa il comune raffreddore, si introduce all'interno un pezzo di DNA che deriva che è in grado di indurre l'espressione della spike protein e si utilizza praticamente la capacità di questi adenovirus di infettare le cellule per riuscire a portare all'interno delle nostre cellule questa informazione genetica che viene dal coronavirus. Questo per esempio è l'approccio che ha scelto AstraZeneca, uno dei vaccini sui quali l'Italia ha puntato molto. Invece gli altri vaccini si basano sul inviare direttamente l'informazione e direi che quelli che hanno avuto maggiore successo sono quelli basati sull'RNA messaggero, che sono quelli di Pfizer e Moderna, in cui appunto c'è solo l'informazione, solo un messaggio che viene inviato all'interno delle nostre cellule. Questo messaggio è un pezzettino di RNA avvolto da un liposoma, una nanoparticella lipidica per poter appunto entrare nelle nostre cellule, rilasciare l'RNA e indurre l'espressione della proteina spike. La proteina spike poi sarà riconosciuta come estranea al nostro sistema immunitario e quindi produrremo degli anticorpi contro di essa. Questi sono appunto i vaccini più interessanti, quelli che sono appunto più di frontiera, in stato più avanzato. E vedete che appunto quello che sicuramente domina su tutti è quello della Pfizer BioNTech, che appunto è un
stato già approvato in Canada, è stato approvato per uso di emergenza negli Stati Uniti, nel Regno Unito e negli Emirati Arabi. Moderna si immagina che seguirà a breve e la sua approvazione dovrebbe arrivare il 17-18 di dicembre dall'FDA americana. E poi abbiamo, e questo è molto importante, una serie di vaccini cinesi i quali sono stati già usati, vengono già utilizzati per fare vaccinazioni in Cina per uso limitato, cioè vengono usati su particolari categorie, non alla popolazione in generale. E uno di questi, il Sinopharm di Pechino, è stato approvato completamente, quindi ha ricevuto l'autorizzazione negli Emirati Arabi. Dobbiamo guardare a questi vaccini cinesi per i motivi che vi spiegherò tra un po'. Giusto due parole per spiegarvi meglio come funziona il vaccino della Pfizer, perché questo è quello che arriverà. Adesso a gennaio noi riceveremo le dosi, 3,4 milioni di dosi di vaccino che serviranno a vaccinare 1,7 milioni di italiani, perché questi vaccini richiedono 2 somministrazioni a distanza di settimane. Ovviamente il numero è estremamente basso, 1,7 milioni di italiani, capite bene che non farà la differenza. Questo è il grosso problema che noi dobbiamo comunicare in questo momento alle persone, cioè che a gennaio non cambierà assolutamente nulla. Però questo è il primo vaccino che noi riceveremo e funziona, come vi dicevo, è una particella lipidica che dentro ha questo, quindi fatto di grassi, dentro ha questo messaggero, questo messaggio che viene inviato nella cellula, resta nel citoplasma, quindi non è vero che va nel nucleo, non è vero che modifica il nostro DNA, non è vero che ci rende OGM, ma semplicemente resta nel citoplasma delle nostre cellule, induce la produzione della proteina spike e poi questa proteina spike appunto sarà riconosciuta dal nostro sistema immunitario che genererà gli anticorpi contro di essa. L'RNA è una molecola instabile per cui verrà degradata e non ci sarà traccia di questo a lungo termine. Un altro dei grossi problemi che avremo per convincere le persone a vaccinarsi sarà spiegare che non ci sono cose strane all'interno di questa siringa che verrà iniettata e quindi bisogna mostrare anche come è fatto questo vaccino. Questo vaccino è costituito, come vi dicevo, da RNA e poi ha dei lipidi, dei sali, zucchero e acqua. Però dobbiamo dire che quando abbiamo ricevuto, diciamo, i dati da Pfizer, dove c'erano tutti gli effetti collaterali, ci sono 2 considerazioni che abbiamo fatto. La prima considerazione è che questo vaccino è fortemente infiammatorio, cioè stimola molto bene, e questa è una cosa positiva, è molto efficace, cioè induce protezione perché stimola molto bene la risposta immunitaria. Tuttavia dobbiamo dire chiaramente alle persone che in una buona parte, nelle persone sotto i 55 anni, fino al 16% con la seconda dose sviluppa febbre superiore a 38 gradi. Quindi che comunque avranno una reazione, avranno dolore intramuscolare nel sito di inoculo, avranno febbre, potranno avere febbre, che può essere bassa, ma che può anche arrivare a superare i 38 gradi, e potranno avere stanchezza, mal di testa, quindi ci sono degli effetti momentanei, transienti, ma degli effetti questo vaccino ce li ha, non in tutti, ma comunque in un numero rilevante di persone. L'altra cosa che invece ci ha sorpreso è che mentre negli effetti collaterali di questo vaccino non c'è nessuna reazione allergica, non ci sono. Durante tutta la fase di sperimentazione clinica, che ha coinvolto 40.000 partecipanti, per cui 20.000 hanno ricevuto il vaccino e 20.000 hanno ricevuto il placebo, durante questa sperimentazione non ci sono state delle manifestazioni allergiche.
Tuttavia, come avete sentito senz'altro, quando in Inghilterra è iniziata la campagna di vaccinazione, 2 persone hanno invece sviluppato una grave risposta allergica nei confronti di questo vaccino. Queste erano persone che avevano una storia pregressa di anafilassi, cioè di queste reazioni allergiche importanti. Non stiamo parlando di reazioni allergiche come l'allergia ai pollini in primavera, per intenderci, ma stiamo parlando di quelle reazioni che mettono a rischio la vita, quindi le allergie ai farmaci o in qualche caso anche l'allergia agli alimenti, no? Per le persone che devono andare, insomma, che devono stare estremamente attente. Ecco, questo però è accaduto. E il fatto che non si sia verificato assolutamente nulla prima è un po' sorprendente. Probabilmente questo dipende dal fatto che durante gli studi di fase 3 le persone che hanno dimostrato che erano allergiche sono state escluse dallo studio, e quando poi invece siamo passati a vaccinare la popolazione in generale abbiamo trovato questo. Quindi ora le indicazioni sono cambiate, per cui le persone che hanno una storia pregressa di allergie importanti sono state escluse. Non abbiamo ancora visto i dati di che tipo di allergia ha colpito queste persone, però quello che è possibile è che sia proprio uno dei lipidi ad aver scatenato questo tipo di risposta, però appunto è un'ipotesi. Una delle grosse questioni quindi è: che cosa succede adesso che il vaccino è arrivato? Il vaccino è arrivato, come vi dicevo, a gennaio. L'unica cosa certa che noi abbiamo in questo momento è che a gennaio arriveranno queste 3,4 milioni di dosi, che saranno destinate al personale medico-sanitario e poi a seguire alle persone che lavorano e vivono nelle RSA. Questo invece è lo schema. L'Italia ha scelto, da quello che il ministro ha comunicato, di procedere per età, e questo invece è lo schema che ha deciso di utilizzare il Regno Unito, e la differenza importante credo che sia qui, cioè nel fatto che si è messo sullo stesso livello le persone che sono a rischio per età, ma anche le persone giovani che sono invece a rischio per patologie croniche preesistenti. E quindi questo è un argomento molto delicato che andrà discusso, perché effettivamente la decisione di come distribuire le poche dosi, perché all'inizio saranno poche dosi quelle che arriveranno, è una questione estremamente importante. Il vaccino non sarà la soluzione immediata. Perché? Per una serie di ragioni. La prima è questa: questi sono i vaccini destinati all'Italia. Questi sono i contratti che l'Italia ha firmato. Quindi noi abbiamo firmato al momento l'unico che è andato a buon fine è questo contratto con Pfizer-BioNTech per 26,92 milioni di dosi. Queste però saranno dosi che arriveranno durante il 2021. All'inizio, come vi dicevo, arriveranno solo 3,4 milioni, che quindi serviranno per 1,7 milioni di italiani. Ovviamente questo lo capiamo da subito: se noi vacciniamo a gennaio 1,7 milioni di italiani, proteggiamo questi italiani senza dubbio, quindi gli operatori sanitari, però non risolviamo la situazione per il resto della comunità, per l'economia, non possiamo togliere le restrizioni, è un numero troppo basso. Il problema è che per riuscire entro l'estate a dare una svolta, quindi a uscire un po' dal tunnel, noi abbiamo bisogno dell'aiuto da parte di altri vaccini. E in questo momento questo sembra essere un problema. È un problema perché i 3 vaccini su cui ha puntato maggiormente l'Italia non stanno andando benissimo, o meglio, Sanofi ha annunciato di avere dei problemi e che non riuscirà quindi a produrre il vaccino prima della fine del 2021. Quindi noi non possiamo contare su questo vaccino, va già eliminato se non altro per tutto il 2021. AstraZeneca ha fatto dei grandi pasticci nel trial clinico,
ci sono stati degli errori e per questo motivo il trial clinico di fase 3 molto probabilmente dovrà essere ripetuto. E quindi è molto probabile che AstraZeneca sia anche molto in ritardo e che non possiamo considerarla nei prossimi mesi. L'unica speranza in questo momento ci viene dal vaccino di Johnson Johnson, che è in fase 3. Non abbiamo ancora nessun dato, per cui non possiamo sapere se funziona, se è efficace e quindi dovremo aspettare. Questo è un grosso problema, come vi dicevo, perché dovendo veramente puntare Moderna, che è l'altro che sarà approvato a breve, è un vaccino che è stato finanziato dal governo degli Stati Uniti e quindi ha già dichiarato che per il primo anno le dosi andranno negli Stati Uniti. Quindi davvero in questo momento noi siamo in estrema difficoltà e bisogna necessariamente ripensare agli accordi. Perché? Perché d'altro canto invece, come vi dicevo, i vaccini cinesi sembrano funzionare e quindi forse bisognerebbe capire se si può ridiscutere questi accordi che sono stati siglati e chiedere e cominciare una trattativa con la Cina, però ovviamente questa è una questione politica dell'Europa e che bisognerà affrontare a un certo punto. Quello che noi come scienziati possiamo dire è che se noi in questo momento dobbiamo basarci solo sul vaccino Pfizer-BioNTech, difficilmente potremo arrivare a risolvere il problema non solo entro l'estate, ma in generale entro il 2021. Questa è un po' la situazione d'altro canto la ricerca sta continuando in tutte le direzioni e come vi ho mostrato prima ci sono diversi vaccini in fase 3, quindi speriamo che qualcuno di questi acceleri e si dimostri efficace e sicuro. E d'altro canto c'è anche molto interesse, molti trial clinici di fase 3 anche su nuovi farmaci antivirali che possono quindi proprio bloccare il contagio e la replicazione del virus.